Oramai è tutto pronto. Un po' distante dalle ali il 7 di Raniasama. La prende con cautela, almeno per il momento, Remy Pan. Gli altri tutti a rete. A largo di tutti ed è Rubias ad ottenere il comando delle operazioni su Rapsodia d'Ete, che cerca di rientrare a Ros dei Chiari. Galoppa Rapsodia d'Ete all'imbocco della prima curva, secondo si accoda Regina Fornis sul numero 3 di Ros dei Chiari e finisce a tabellone il numero 2 di Rapsodia d'Ete. Rubias in totale controllo già sul finire della prima curva, infatti i 400 sono molto tranquilli in 31,3. Viene via Raniasama che gradatamente risale la comitiva e solo fuori corsa il 2 di Rapsodia d'Ete. Viene via dalla terza posizione Ros dei Chiari e Ros dei Chiari anticipa la risalita di Raniasama e Saverio Gallo si va a stazionare ai lati di Regina Fornis. 48,6 si va davvero di passo con Rubias che ha fatto tutto ciò che voleva, si trascina a largo l'avversario al tot che è Ros dei Chiari, di dentro Regina Fornis, segue a largo Remy Pan. 800 in 1, 4 e 6, 16 ancora di frazione. Rubias, Ros dei Chiari, di dentro c'è Regina Fornis, a largo Remy Pan, mentre Raniasama si ricompatta col gruppo e viene via in terza ruta. Lunga disinvolto Rubias, 19,9, sembra avere la corsa in pugno Rubias e Sabatino Di Vincenzo, ma ora rompe gli indugi a largo di tutti Luca Fierro e Luca Fierro può mettersi in schiena alla battistrada, è una corsa a due. 1,36 per i tre quarti di miglio, Rubias contro Remy Pan, o meglio, Sabatino Di Vincenzo contro Luca Fierro. I due prendono vantaggio incolmabile rispetto a tutto il gruppo, dove in terza ruota viaggia Raniasama. Si entra così in retta d'arrivo con Rubias e un po' ferma e a largo Remy Pan. Ci prova Remy Pan con Luca Fierro appariglia Rubias e Luca Fierro appariglia e sopravanza in zona traguardo l'avversario che cerca di rientrare, ma sul palo probabilmente Remy Pan mette qualcosa davanti a Rubias. Andiamo a vedere 2,6, intanto 1,18,7 per il numero 5 di Remy Pan che appariglia completamente il 6 di Rubias. I due giungono praticamente sulla stessa linea, a 50 dal palo era passato completamente l'allievo di Luca Fierro, si è allargata un po', ha perso qualcosa e in zona traguardo i due giungono praticamente apparigliati. Per il terzo a distanza Raniasama che corre molto bene. Diamo al giudice d'arrivo l'esito ufficiale, visto che i due davvero sono sulla stessa linea. È tutto per la prima corsa in programma qui a Castelluccio d'Esauri, foto tra Remy Pan e Rubias.